Giovenale scrisse la 10ª satira attorno ai 65 anni, tra il 115 e il 127 d.C., nell'età in cui l'uomo cessa d'essere attore per ritirarsi dall'agone e meditare osservando. Superate le passioni irridenti, lo spirito si affina ed al sermone, sapendolo inascoltato, si preferiscono urticanti riflessioni sulla vanità degli umani desideri. Il poeta latino attacca l'avidità, rimpiangendo i costumi severi degli avi. Depreca l'effeminatezza, inveisce contro i greci, falsi ed irridenti, detesta nobili e parvenu, da irriducibile repubblicano. Salito all'osservatorio della morte, sorride di quei piccoli esseri battaglieri per il niente che li attende. Che ne fu di Annibale, il glorioso scavalcatore delle Alpi, o di Alessandro? Un sepolcro, non diversamente da Serse, poiché dal nulla si nasce, al nulla si torna. Homo humus, fama fumus. Marco Aurelio scrisse parole simili. Un ragno insuperbisce per aver preso una mosca, altri un leprotto o con la rete una sardina, ignorando d'esser già preda del destino. Se tutto è nulla, cosa ci può salvare dalla disperazione? Con sorprendente balzo Giovenale si libera del ragno, scende dall'Olimpo politeista, ascende nell'alto dei cieli ed accende la fiaccola della provvidenza liberatrice cristiana, la religione che i romani ancora consideravano malefica, esclusa dal Pantheon come quella giudaica. Il poeta, con satira geniale, dall'esilio si prende con malcelata soddisfazione la rivincita, esaltando sotto l'effigie della fortuna, arbitra degli eventi umani, il volere del Dio che, come Roma presagiva, più del ferro dei barbari invasori affonderà l'impero, dimentico dei suoi natali, della forza della sua volontà, della saggezza, dell'umiltà, lezione per ogni tempo e luogo.